Il percorso dell'autonomia del Veneto sembra essere diventato una partita a poker. Sul tavolo verde, a forza di rilanci, è ormai altissimo il cumulo delle aspettative espresse dai 2 milioni di veneti che un anno e mezzo fa sono andati alle urne per il referendum. E ora, nel bel mezzo dell'ennesima frenata romana sul progetto, arriva il vedo di Luca Zaia. Carte sul tavolo e vediamo chi ha in mano i 4 assi e chi invece sta bluffando. Salvini si sta assolutamente dando da fare e lui rappresenta il partito che ha sostenuto, ha voluto l'autonomia, ha voluto il referendum. Abbiamo dei compagni di viaggio che sono il Movimento 5 Stelle che hanno anche loro sostenuto tutto questo processo, adesso io mi aspetto che si vada al vedo. In fin dei conti non c'è... ci sono tante domande, tante perplessità, ma non c'è un progetto 5 Stelle per l'autonomia, per cui auspico che qualcuno prima o poi ci dica cosa vogliono firmare, cosa vorrebbero firmare. C'è anche chi suggerisce che tutto si sia incartato proprio a causa dei contenuti del progetto, ma il governatore rimanda al mittente le accuse. Si dica qual è il progetto che hanno in testa, quando andavamo a scuola l'insegnante diceva hai sbagliato, ma sotto ti scriveva in rosso cosa era sbagliato. Io non ho visto nulla. Non c'è un'osservazione, il partito dei perplessi non espone un progetto alternativo. Hanno un progetto alternativo, lo facciano conoscere i veneti e capiremo di cosa stiamo parlando. E sui presunti tira e molla in Consiglio dei Ministri, la titolare del Dicastero per gli affari regionali e le autonomie è categorica. Nessun veto, si va avanti. L'autonomia è veramente una grandissima soluzione, è un'opportunità per il sistema Italia, per il rapporto fra le regioni e lo Stato. Il sistema italiano è un sistema già regionalistico, le regioni hanno delle grandissime potenzialità di tradizione, di cultura, di prodotti. Diamo l'opportunità ai presidenti di rispondere al territorio e rispondere al territorio in termini di maggiore efficienza e vicinanza allo stesso. Aumentano anche le responsabilità, quindi autonomia significa anche responsabilizzazione. Noi siamo a disposizione, è da un anno, da appena mi sono insediata al Ministero, che abbiamo cominciato a fare subito incontri tecnici, abbiamo esaminato con i vari ministeri, abbiamo adesso da affrontare il tema politico. Il tema politico deve essere condiviso, non deve essere una questione di bandiera, l'autonomia ormai è nell'agenda non solo politica, è un'agenda istituzionale, ormai è affrancato, non si può più parlare che sia soltanto una richiesta di parte o di un colore politico o di una bandiera. È una richiesta della gente, è una richiesta di buon senso ed è una richiesta veramente, a mio avviso, veramente dinamica e che guarda al futuro.